Abbiamo individuato due società attive nel Coneglianese, operanti nel settore energetico, che hanno offerto ai propri clienti, parliamo più di 750 persone, hanno offerto un pacchetto di investimenti onnicomprensivo che includeva appunto la vendita e l'installazione di apparecchi di efficientamento energetico, ad esempio caldaie, condizionatori o quant'altro, e soprattutto parte preponderante dell'investimento la cessione di forniture pluriennali di energia elettrica o gas. 750 clienti truffati prevalentemente nel territorio del nord-est, una pubblicità incisiva fortemente attrattiva che si diffondeva soprattutto nei social network, quella delle due società energetiche che tentavano di raggirare potenziali clienti fornendo prezzi e agevolazioni estremamente convenienti. A parte i prezzi molto convenienti che le due società hanno praticato, veniva prospettato ai clienti appunto la possibilità di detrarre interamente l'investimento nella dichiarazione dei redditi. Il pacchetto offerto ai clienti prevedeva la vendita degli apparecchi per l'efficientamento energetico e una fornitura pluriennale di luce e gas. L'attrattività dell'offerta consisteva soprattutto sul promettere ai clienti bollette a costo zero per 10 anni e la totale detraibilità dell'investimento, compresa dunque la quota delle forniture di energia di fatto non scaricabili. Nel momento in cui le due società hanno perso la possibilità di erogare l'energia elettrica, il cliente, che non poteva rimanere senza fornitura, è passato poi al servizio di maggior tutela e si è visto recapitare le bollette questa volta non più a zero come è avvenuto in quegli anni, ma con gli importi da pagare, quindi con la beffa, se vogliamo, di aver sostenuto un investimento ingente all'inizio e di doversi poi trovare a pagare dopo 2 anni le bollette, che invece gli era stato promesso che non avrebbe pagato per 10 anni. 4 milioni e mezzo di euro è l'importo calcolato come danno all'erario. Questa cifra rappresenta la quota parte del pacchetto di investimento che appunto rappresenta la cessione pluriennale di energia elettrica o gas, quindi la base di calcolo, diciamo, per quelle detrazioni che in realtà non potevano essere fatte. La Guardia di Finanza ha inoltre scoperto che le due società hanno impiegato in maniera irregolare oltre 100 lavoratori, 32 le persone denunciate alla Procura di Treviso.